siamo in emergenza costante e c'è una guerra pericolosissima, una guerra drammatica, è vero? Allora, io volevo parlare della guerra, perché la guerra è l'origine di tutti i mali. L'Italia ripudia la guerra, è vero? Noi siamo per la pace, non per la guerra. Sono state mandate delle armi, però anche. Le armi non sono esattamente qualcosa di pacifico, mi dicono. Mandiamo cibo, mandiamo vestiti, mandiamo armi. È una cosa un po', come dire, non siamo tanto d'accordo nel mandare le armi. Boh. Allora, io ho visto dei bellissimi servizi, abbiamo visto imprenditori che si danno da fare, imprenditori veneti che sono a fianco dei lavoratori, comunità che accolgono gli ucraini, comuni che si danno da fare per aiutare gli ucraini, famiglie, parrocchie, associazioni. Cioè, il mondo veneto e dell'imprenditoria e del volontariato è sempre pronto a intervenire, è vero? Ecco. Diciamo che come veneti siamo un popolo solidale, sempre solidale. Dobbiamo pensare alla solidarietà non solo degli ucraini, ma dei veneti che erano in difficoltà e che adesso continuano ad essere ancora più in difficoltà di prima, è vero? Perché e la crisi del Covid, la crisi occupazionale, le banche che hanno cancellato, le banche, le imprese che chiudono, cioè voglio dire, diamo lavoro agli ucraini, ma i veneti, io ho a cuore i veneti, perché abbiamo i pensionati che prendono i 400-500 euro al mese e devono riscaldarsi. Allora, mi faccio anche delle domande. La diplomazia dove è stata finora? Cioè, il fallimento della diplomazia è evidente. È il fallimento dell'Europa. Perché questa guerra neanche doveva scoppiare, non doveva neanche partire. E adesso che siamo dentro, bisogna fermarla. Allora vuol dire che c'è una diplomazia che non è in grado di. Abbiamo un governo che è incapace di. Perché quando vedo dei servizi dove la gente supera le frontiere italiane per andare con la tanica a riempire di benzina da un'altra parte, cosa vuol dire? Che da noi la benzina costa tanto e al di là, vuoi in Slovenia, vuoi dall'altra parte, costa meno. La domanda è: perché qui costa tanto e lì costa meno? Siamo il paese dei capi. Allora, vuol dire che se il governo interviene anche adesso con delle misure che assolutamente non sono sufficienti, sono sufficienti, se anche interviene adesso, interviene tardi. Allora, interviene tardi perché è incapace o interviene tardi perché ha interesse a intervenire tardi? Ma questo non lo so. Perché non lo sappiamo? Perché mi sembra che qua ci stiamo tutti impoverendo e gravemente impoverendo. Quindi deve essere una presa di coscienza della popolazione, del popolo, che stimola, che si risveglia anche, perché le cose cambino. E adesso 10 giorni. Subito. Prima si parlava di fonti di energia. Vanno bene le verdi, le gialle, le rosse, le blu. Adesso, ma bisognava pensarci ancora prima. Non può essere che siamo in emergenza oggi. Siamo in emergenza noi imprenditori, oggi. Non politici, lo stiamo dicendo da anni che bisogna puntare all'autoproduzione dell'energia. Scusate. Noi ci troviamo con la pressione più alta in Europa come imprese, e questa è la situazione. Il terziario e il turismo è importantissimo nella nostra regione ed è stato massacrato con il Green Pass, cioè i ristoratori, gli albergatori, le discoteche, le palestre. Cioè, sono praticamente, non dico fallite, quasi fallite, hanno chiuso. Cioè, il Green Pass è stato uno strumento devastante, perché da un punto di vista sanitario non c'aveva niente. Doveva stimolare la gente a vaccinarsi, alla fine la gente girava col Green Pass, si contagiava e contagiava gli altri. Adesso che
allentano queste misure, tutti sono contenti, dicono boccata d'ossigeno. Bisognava eliminarlo prima questo Green Pass, perché la gente che deve prenotare le ferie per venire a Venezia a Pasqua non lo fa adesso che il governo cosa dice? Nell'area esterna si può, nell'area interna non si può, dal 1° aprile una cosa, dal 1° maggio un'altra, cioè uno non sa neanche, non sa il caffè se lo può andare a bere al banco, fuori, nel plateatico, cosa deve fare? Cioè, e queste regole che cambiano costantemente. Uno non sa, posso andare in posta a pagare una bolletta, mi vuole il super Green Pass, il Green Pass base, oppure posso entrare senza. E senza da quando? Cioè, viviamo in questa situazione. La gente sclera, perché mi dicono che nei riparti che curano i malati che hanno problemi mentali, tra i giovani, tra i 18 e i 24 anni, c'è stato un aumento del 40% dei ragazzi che sono in crisi. Teniamo presente poi i ragazzi che hanno 12 anni, che non hanno potuto fare sport se non avevano il super Green Pass. Però Funcato, scusi, mi permetta, adesso sull'autonomia, Lucia Funcato, sentiamo anche il Presidente del Consiglio di Montebelluna. Non sarò lunghissima, ma è la chiave della soluzione dei problemi del Veneto, è l'autonomia. Non mi sembra di dire niente di così rivoluzionario. È stata votata dalla maggior parte dei veneti ed è ancora una cosa da realizzare, da concretizzare. Ed è per il bene delle banche, delle imprese, delle famiglie, dei cittadini. È vero. Allora, è passato così tanto tempo, perché non abbiamo ancora raggiunto questo obiettivo che tutti insieme, che il popolo veneto vuole? Bisogna cambiare strategia, trovare una strategia di unione assieme per portare avanti questo grande progetto. Purtroppo, se i partiti nazionali che sono legati mani e piedi a Roma e in tutte le regioni d'Italia, cioè fanno fatica a portare risultato per il popolo veneto. La vera autonomia, quella penso a Trento, Bolzano, penso Regioni Val d'Aosta, cioè la gestione delle risorse, la discussione delle problematiche in loco. Perché questo? Perché se l'amministratore ce l'ha in loco, le cose le risolvi. E questo ci accorgiamo anche nel piccolo, nei comuni. È vero, nei comuni una cosa non va, si va dal sindaco, si va dall'assessore, le risorse rimangono lì, vanno gestite con consapevolezza, con responsabilità nei confronti della propria comunità. Nel momento in cui si lanciano, si mandano a centinaia, migliaia di chilometri di distanza, si disperdono, non c'è il polso della situazione. Va dispersa ricchezza. Questo non vuol dire che il Veneto non rimane solidale, anzi è nel DNA del popolo veneto la solidarietà e la distribuzione anche. Ma senza questo passaggio, e ne abbiamo bisogno con urgenza, qua lo dico, ho vicino il collega della Lega anche, no? Allora come Partito dei Veneti è una cosa che noi abbiamo posto, che ci poniamo come priorità. Questo un grande progetto politico. Invece il Partito dei Veneti, che rimane comunque un partito moderato e di dialogo con tutti, e vuole fare solo ed esclusivamente un partito territoriale, l'interesse del Veneto, per esempio su questioni di carattere etico, eccetera, morale, si lascia anche libertà di scegliere, libertà su tante questioni, però la priorità è l'autonomia. È la madre di tutte le battaglie. La madre di tutte le battaglie. Rimane questo, diciamo, l'obiettivo. Allora, 1608 giorni dal 22 ottobre del 2017, c'è una legge quadro, la ministra Gelmini, il presidente Draghi sembrano voler percorrere finalmente una strada meno accidentata di quella percorsa finora. Speriamo in bene.